Navigare attraverso il centro di Padova per arrivare a ridosso della Cappella degli Scrovegni oppure dell'antico castello e della Specola, o ancora ripristinare i collegamenti navigabili verso Venezia. Far tornare navigabili storici canali cittadini che fanno di Padova una città d'acque è l'obiettivo di una serie di osservazioni presentate alla Regione Veneto dall'amministrazione comunale padovana, che intende così rimediare ad una svista nata 20 anni fa in sede di istituzione del demanio della navigazione, quando per una errata classificazione ministeriale risalente al 1956 alcuni importanti tratti fluviali risultarono non navigabili. Una suggestione che riporta Padova al suo fascino antico, ma anche un progetto che va incontro agli operatori del turismo fluviale, che dal Burchiello ad altre iniziative turistiche fluviali rappresentano una parte importante dello sviluppo turistico della città. Nel 1956 il Comune ha chiesto la declassificazione del servizio del naviglio interno, per cui loro hanno scritto che è riconosciuto valido il tratto Bassanello, Caricatore, San Gregorio, Noventa e via, tagliando la parte interna, che era quella dall'inceneritore fino alle Porte Contarine, e il naviglio, la parte del naviglio interno ancora aperta, che è dalle Torricelle alla Specola, e la parte del tronco maestro che tramite le riviere finisce dopo, anche si congiunge alle Porte Contarine, va verso il Carmine e Contarine. Padova è collegata con Venezia e quindi se pensiamo a quanti utilizzano quel tipo di circuito e non passano per Padova perché Padova non è infrastrutturata da questo punto di vista e non ha la normativa che lo consente, se pensiamo quanto possiamo attingere da lì e di come tutto questo turismo che arriva dal veneziano o dagli itinerari del Brenta possa scendere sul nuovo pontile che stiamo realizzando al Parco Tito Livio, all'ex Boschetti, da lì scendere con i battelli e poter agilmente andare a vedere Giotto, andare a vedere tutto il nostro polo museale che è proprio lì di fianco. Una grande potenzialità per la nostra città ed è un'aspirazione nostra poterla acquisire. Il turismo fluviale con il Burchiello, con tutto il sistema di navigazione interna, rappresenta una grandissima crescita di opportunità per gli operatori turistici, ma anche serve a far crescere il PIL interno della città e quindi non è solo un fattore, diciamo, di attrattività turistica, è molto di più, significa raccontare Padova come era anche nel 300, quindi e collegare, pensa al pontile, al castello Carrarese, no? Andiamo a ricucire il passato creando però un nuovo indotto economico.